on the corner selling rock, preachers pray to God. And the gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with the hunger for more than an empty fridge. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Wow, che bella auto nuova! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Ma io non ho la Digital Radio. Questo è quello che pensi tu, analogico che non sei altro. Io invece sono qui. Yuhu! Proprio nella tua auto. Mi vedi? Mi senti? Forse la Digital Radio è già nella tua auto per farti vivere tutto il piacere del suono perfetto. Controlla bene se hai la funzione DAB Plus. Da quest'anno di serie su tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Io di Salvini penso che sia molto furbo, bravo, perché ha portato un partito piccolo, quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna. Adesso non credo che se lo mettano ancora l'elmo con le corna. Pure se se lo mettono non dice niente a nessuno. Sì, appunto. Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi Padani, Radio Padania, che si ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania, a volte sì. Ridi e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? A volte sì. Perché scusa, per sbaglio, per andavi a cercare? No, andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa la frequenza? Cioè. La frequenza, sì. Guccini si sentiva Radio Padania. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia. Ha studiato e a culo tutto il resto. Va ora in onda Spazio Più.
Buonasera, Spazio Più, RPL, professionisti, imprenditori uniti, questa sera trasmissione pugliese. Chi vi parla, vostro spalacazzate preferito, Federico, a fianco a me, sempre dalla Puglia, Mimmo Magnetta. Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ma soprattutto presidente dei professionisti e imprenditori uniti. Abbiamo un grandissimo ospite e poi purtroppo, o per fortuna, questi pugliesi stanno monopolizzando la vita del paese oltre a monopolizzare la nostra radio. Quindi presentiamo l'ospite graditissimo, un caro amico, Santini Vituccio per gli amici. Vituccio, ci sei? Buonasera a tutti, buonasera, buon anno. Grazie. Questa è la prima trasmissione. Siamo Federico, siamo in maggioranza pugliesi, quindi... purtroppo anche a Roma c'è un pugliese, infatti volevo chiederti... Anche a Roma. Questo istante sta parlando, no? Sì, ha finito poc'anzi, come dicono Radio Rai, che loro sanno parlare. A parte questo, volevo dirti, ha fatto un lunghissimo discorso sul Sud, dice che durante il suo governo le condizioni del meridione, soprattutto della Puglia, sono migliorate decisamente. E quindi abbiamo chiamato per sapere se è vero che la Puglia è un piccolo paradiso terrestre, come dice il nostro conterraneo Giuseppe Conte, di Volturara Appula in quella di Foggia? No, non è vero un corno, non è vero, permettetemi il linguaggio. Qui stiamo aspettando ancora i soldi, Federico, qui stiamo aspettando ancora i ristori. Hanno stanziato 20 milioni alla Regione Puglia. 20 milioni hanno stanziato. E chi se li ha fregati? Se ne parla proprio, chi se li ha fregati? Siamo stati in regione un mese fa con lo spauracchio degli assembramenti che ci bloccavano. Siamo stati in regione e ci disse l'assessore, stiamo prendendo provvedimenti, e noi dicemmo che se non li prendete provvedimenti ci vedrete di nuovo qui. Altro che ristori bis, ristori ter, ristori così, ristori colà, non c'è niente. Gli ambulanti sempre dimenticati sono, sempre. Altro che la Puglia si vive meglio, un corno. La Puglia è bella, sì, ma ci devi vivere pure dignitosamente. E vogliamo ricordare a chi ci ascolta quanti sono gli ambulanti della Regione Puglia? Perché... Gli ambulanti della Regione Puglia sono circa 20.000. Apposta, che perciò non si parla di numeri bassi, si parla appunto poi di lavoratori con un indotto fra i familiari, i fornitori, i produttori, che insomma sono numeri importanti. Sono numeri importanti. E che vi dovete morire tutti quanti di fame? Che dobbiamo fare qua? Dobbiamo fare la rivoluzione? La rivoluzione culturale che Casa Ambulanti non basta più, forse. Ha portato avanti per un sacco. Evidentemente non basta più. Non basta. Quali sono le vostre nuove azioni, quelle che state progettando? Mi sembra di aver letto da qualche parte, correggimi se sbaglio, che appunto sarete presenti a Roma alla manifestazione che ci sarà e che dovrebbe coinvolgere non solo gli ambulanti ma tutti i commercianti e tutte le varie partite IVA, o sbaglio? No, stiamo valutando di salire a Roma, ma probabilmente andremo prima alla regione, vista la situazione che ti ho detto. Nel frattempo poi ho dimenticato un passaggio, ovviamente per darci la camomilla, perché così fanno, ti danno la camomilla, ti fanno andare via e poi si ripresenta il problema. Stanziati 4 milioni di euro, si parlava, ma non è esecutivo. Cioè stiamo parlando 4 milioni di euro, Federico, a 20.000 ambulanti. Fai il conto, quanti sono? È una miseria, la calcolatrice. La calcolatrice ora non ce l'ho, però 200-300 euro sono. Vabbè, se tu pensi che c'è la gente con reddito di cittadinanza, che sono loro che mandano avanti il paese, prendono poco di più, è giusto che anche gli ambulanti si adeguino a un reddito di cittadinanza. Tra l'altro il progetto è questo, dare il reddito di cittadinanza a tutti. Chi va a lavorare poi non si sa chi sarà. Vito, cosa ne pensi? Vedi, la cosa non è congrua, no? Assolutamente. Il problema è che c'è un forte malcontento. Non me ne voglia chi non lavora, chi ha avuto la sfortuna di perdere il lavoro. Io non sono di quello che punta il dito, però insomma aiutate le imprese, perché le imprese danno pure lavoro, quindi ulteriori disoccupati, non solo i dipendenti, ma anche
gli ambulanti, tutto l'indotto. Saremo i nuovi disoccupati. Già siamo i nuovi poveri, perché alla fine, capirai. Vito, poi parliamo di una terra purtroppo economicamente fragile, Sì. cioè una terra che viveva Sì, di sì. turismo, di servizi. Esatto. Ora tutto Esatto. questo si è bloccato. Tutto questo si è bloccato, come credo nella stragrande parti dell'Italia. Insomma, l'Italia vive di turismo anche. E poi Anche soprattutto se da noi, ecco, non ci sono industrie, non ci sono, ecco, quindi se a noi togli il turismo, la presenza, ecco, noi andiamo in seria difficoltà. Vito, ma mi confermi il fatto che invece in Puglia continuino a sorgere come funghi i centri commerciali, i grossi supermercati? che non hanno limitazioni, ricordiamolo agli ascoltatori. No. Si può andare tranquillamente al centro commerciale senza nessuna limitazione, non c'è assembramento, non ci sono guanti. Fate quello... ma niente, neanche prendono la febbre all'ingresso, la temperatura corporea, insomma. E questi centri poi strategicamente li stanno facendo di piccola, cioè di medie e grandi dimensioni, no? E te li stanno mettendo nel paese, in città, quindi non devi più prendere la macchina e arrivare chissà dove, sai? Che così ora... Quindi scusate Vituccio, oltre a metterli dentro al paese ce lo mettono anche dentro un certo posto che non voglio dire, però gli ascoltatori immaginano. Pensa che a Giovinazzo no Vito, hanno creato una struttura. Fermo un attimo, perdona se ti interrompo, ma abbiamo un ascoltatore, qua c'è la sacra legge che quando chiamano gli ascoltatori diamo subito la linea. Quindi buonasera. Devo passare a una persona. Buonasera, chi è e da dove chiama lo so già, sicuramente è un pugliese, quindi prego. Buonasera, se sono io? Sì, sei tu, dalla Puglia? Perfetto, direttamente dalla Puglia, vicino a Milano, esattamente Brescia, sono Silvano, ciao. Azzarola. Ciao Silvano, buonasera caro. Ben trovati. Grazie. Vedo che appunto No, cose tecniche, vai avanti Silvano. Ho capito. Vedo che indubbiamente avete sempre il solito coraggio e portate sempre la verve necessaria e soprattutto appunto per combattere questo diciamo il male che ci affligge, che è questa forma di nichilismo proprio che vuole imporre, togliere a noi le nostre cose per imporre praticamente quello che loro vogliono. Quindi questo potere che agisce attraverso, direi, le bugie dette in verità, o se vuoi una verità che poi si trasforma in bugia. Una bugia, perdona se ti interrompo, purtroppo lo cito sempre, mi dicono sempre non lo devi citare, no? Joseph Goebbels, che era ministro della propaganda del Terzo Reich, la Germania nazionalsocialista, che dice una bugia raccontata 100 volte diventa verità. E qua vediamo i media che non raccontano 100 volte le bugie, ne raccontano migliaia. E ora i media dicono che se il governo di Giuseppe Conte dovesse cadere, la stabilità, la mancanza di stabilità politica danneggerebbe l'Italia in maniera irreversibile. Ricordiamo che l'Italia era il paese dove con la lira i governi cadevano una volta ogni 2 settimane e però all'epoca tanto male non si stava. Certo, ma soprattutto la cosa che viene, direi, importante sottolineare sta nel fatto che le verità, appunto in forma nichilistica come loro propongono e ci mettono sempre ammagliando insomma praticamente coloro i quali non stanno attenti, fanno succedere delle cose del tipo, come ti ricordi bene, appunto che l'Europa in sé, ad esempio, che proprio era stata fatta con un testo unico, poi dal 1997, così vado a memoria, però ha introdotto il regolamento europeo e quindi con il 1466-97 questo articolo è stata praticamente cambiata le carte in tavola, vale a dire la verità si è fatta bugia o se vuoi le bugie si sono fatte verità. Tant'è che ci troviamo adesso in un ambito veramente direi poco leggibile da parte di chi non è uso sempre a esprimersi con dei concetti dove il potere usa le solite parole
Sì. Ma quali parole nuove sono venute avanti? Adesso abbiamo nuove parole che praticamente non sono parole ma sono fatti concreti, vale a dire abbiamo l'algoritmo, lockdown. Questa è una figata. Questa nuova forma anglofona di non far capire, di raggiungimento di obiettivi e come dicevi giustamente tu, ci siamo trovati ormai in una particolare situazione che specialmente i piccoli non riescono a capire, o quantomeno chi purtroppo magari preso da tantissime cose non presta la giusta attenzione. Ci troviamo che noi eravamo un paese al quale inizialmente l'Europa affidava a ciascuno le proprie politiche economiche per avere la piena occupazione, lo sviluppo conforme ai desiderata, eccetera, eccetera, finché poi hanno messo questo benedetto regolamento e col regolamento praticamente poi è arrivato il patto di stabilità, il pareggio di bilancio e tutto quanto. Il regolamento... Se uniamo le nuove parole, i nuovi computer, le nuove cose, vuol dire praticamente una morte delle piccole aziende e tutto quello che sta succedendo poi adesso col Covid. Assolutamente, Sì. una grande unica corporation che pensa a tutti i nostri problemi, i nostri doveri, una cosa bellissima, peccato che sembri quasi il comunismo, ecco, solo che invece di esserci lo Stato ci saranno 4 corporation, e ne faccio anche il nome: Google, Amazon, Facebook, Apple. Loro possono gestire tutti i nostri problemi. Silvano, ti dobbiamo lasciare però adesso, perché abbiamo appunto con noi questi amici che chiamano dalla Puglia e che ci stavano spiegando appunto in fatti concreti la situazione loro, appunto, ho perché sentito, appunto sono qua, più preoccupato. perché qua parlano, dico, si inventano tanti termini, tanti inglesismi, una cosa e l'altra, però sostanzialmente poi promettono le cose e non le mantengono. Ce l'hanno messo alla fine, così si capisce, ragazzi, infatti. ce lo stanno messo in quel posto, così parliamo chiaro. Sì, Silvano, chiaro. Silvano, resta in ascolto e ci sentiremo poi anche alla prossima trasmissione. Grazie Silvano. Grazie da Silvano, un Brescia. forte abbraccio. Vituccio, ci sei? Beh, ricordiamo anche il numero per chiunque voglia intervenire in diretta. Buonasera, sono Enzo Todisco. Yes, sei tu con noi. Sì. Mi ha passato il telefono gentilmente Vito. Tu sai che noi siamo un'accoppiata qui in Puglia e io saluto tutti i radiotelespettatori e poi un saluto va a te Mimmo e all'amico Federico. Grazie per quello che fate per noi e perché ci date voce e grazie per quello che fate per la categoria. Enzo, ma noi vi abbiamo chiamato per un motivo. Allora, ormai la Puglia è diventato un laboratorio politico. Abbiamo una persona a Roma che ha il potere, non lo toglie più nessuno, e insomma volevamo sapere da voi in anteprima che succede qua. Scatta una rivoluzione, questo qua governa 30 anni, cosa pensate voi? Qual è la situazione in Puglia poi? Perché allora la situazione in Puglia, io parlo a livello della mia categoria degli operatori solari pubbliche, è realmente drammatica. Aspetta, avete dimenticato un passaggio importante, Mimmo. Quale? Un passaggio quale quello dove noi ci siamo seduti a terra davanti al Senato, ricordi? La normativa Bolkestein. Forse c'è un passaggio importante che il 30 dicembre 2020 sono scadute le concessioni, quindi praticamente noi ci stiamo apprestando a rinnovare le concessioni su aree pubbliche e sappiamo benissimo a cosa siamo andati incontro. Tu immagina che ci sono comuni qui in Puglia che stanno attuando il mezzo DURC, il documento unico contributivo, per ricattare gli operatori. Ci stanno ricattando praticamente in questo periodo di pandemia dove il 90% degli operatori non sono in regola con i contributi previdenziali, quindi non possono avere il documento DURC libero. Ci sono comuni che non solo mandano a chiedere, non in forma privata, ma pubblicamente i posteggi TOSAP e COSAP pagati, nonché la Tari, e invece di trovare accordi hanno anche mandato delle PEC dicendo o presentate il DURC oppure non vi diamo il rinnovo. Non vi rinnoviamo la concessione. Siamo
stati presi d'inganno, Mimmo. Enzo, ti devo interrompere, fermati un attimino. Il problema che tu hai appena finito di citare, noi l'abbiamo vissuto a Milano. Fa conto che dal 24 di giugno siamo riusciti a portare a compimento questo risultato di protezione nei confronti degli ambulanti. Abbiamo fatto la Giunta regionale Lombardia ha deliberato appunto che le concessioni dovessero essere fatte in maniera automatica e si doveva appunto dare la possibilità a chi non era in condizioni di pagare di poter rateizzare. Noi abbiamo ottenuto questo risultato, ti faccio il nome, Mimmo Magnetta e Maurizio Vairati sono riusciti a ottenere questa cosa assieme anche ad altri colleghi. Fermati, poi dopo ci si è messo il sindaco di Milano Beppe Sala a rompere le scatole. Allora il discorso è questo: evidentemente voi in Puglia, sotto la regione, da Emiliano, non ci dovete andare, stare 1 ora, 2 ore, ma vi ci dovete proprio accampare. Occupate, fate come il congresso degli Stati Uniti. Ascoltami, Mimmo, in effetti 3 giorni fa, la settimana scorsa, c'è stato un incontro alla regione del nostro coordinatore Savino Montaruli, che non mi stancherò mai di ringraziare, che ha avuto un incontro inizialmente con il sindaco di Bari e in più poi un incontro con l'assessore alle attività produttive, dove è partita un comunicato della regione, una linea guida a tutti i comuni che le concessioni devono essere rinnovate con il tacito rinnovo, perché in Italia, e non in Puglia, in Italia la normativa Bolkestein dallo Stato sovrano non è stata riconosciuta. Ovviamente anche noi abbiamo i problemi con i sindachetti, io li chiamo così, i sindachi sceriffi, che vogliono, come stanno facendo con le aperture dei mercati, stanno facendo con questo stratagemma, con un unico obiettivo: di dimezzare i mercati e favorire la grande distribuzione. 1. 2, abbiamo ancora comuni dove il mercato non si svolge. Addirittura sindaci. Abbiamo avuto anche una interlocuzione, perché io poi ho fatto una domanda ben precisa al ministro dicendo: ma è possibile mai che un DPCM nazionale in stato di emergenza può essere stralciato da un sindachetto con una delibera sindacale? Ma è possibile mai? Qui in Italia succede questo. Enzo, volete sapere qual è stata la risposta? Sì, la so io. Sì. Ma avete preso per un coglione? Siamo alla frutta. Scusate. Cosa avete deciso? Enzo, fermati un attimo. Cosa avete deciso di fare? Io a Vituccio prima io ho chiesto appunto se avete intenzione di andare a Roma alla manifestazione. Stiamo valutando. No, ma qua andare a Roma e perdere tempo, perché se voi appunto avete il problema in casa, perché se i sindachetti, come li chiami tu, continuano a questa maniera, io non so che cosa aspettate a prendere e andare a occupare i vari municipi che impediscono agli ambulanti di lavorare. Sono i soliti populisti che vanno a occupare le sedi della democrazia, poi. Queste cose non si fanno. Mimmo, stiamo valutando, in effetti. Stiamo cercando di mettere in piedi un coordinamento di tutti gli operatori sulla Repubblica in Puglia senza bandiere, ma mi pare che è impossibile. Stiamo portando di portare la nostra linea, poi ci sono tutti questi sindachetti, tutti questi sindacati piccolini, sindacati collusi, che alla fine non si possono muovere. Non è facile portare 20.000 operatori sulla Repubblica, che siamo qua in Puglia sotto la regione. Alla fine siamo i soliti 200, i soliti 300. Siamo sempre noi, e questa è la cosa che ti fa rabbia, Mimmo. Ma questi non devono mantenere le famiglie, non devono mangiare, non devono pagare le spese. Ma tuttavia voglio dire una cosa: è sempre una minoranza che cambia la storia, Siamo sempre pochi che andiamo a cambiare tutto. Però alla fine
quei pochi che hanno cambiato la storia dalla normativa Bolkestein sono importanti, quindi è quello che noi stiamo mandando tutti i giorni sui nostri gruppi: uniamoci che possiamo realmente farcela, tutto qui. Quindi stiamo andando avanti, perché in Puglia, come tu hai detto, lasciamo stare Roma per il momento. Tu sai benissimo che i nostri pullman sono sempre in moto, sono sempre accesi, no? Ci conosci e sai di che pasta siamo fatti, almeno noi. Però noi dobbiamo risolvere il problema qui in Puglia, nella nostra terra, nella nostra casa. Questo lo sapete. Voglio ricordare che c'è una città vicino alla Puglia, dovrebbe essere in provincia di Taranto, che si chiama Sparta, dove 300 dei suoi abitanti cambiarono la storia. Quindi se ce l'hanno fatta loro... Appunto, ecco. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Comunque c'è tanto da fare. Come dicevate prima con Vito, questa bomba di fuoco che doveva arrivare dal governo qua non una potenza di fuoco, non arriva neanche, non ci stanno calcolando poi la strategia dei colori, praticamente non facendoci diventare zona rossa, tenendoci arancioni, praticamente significa che non ci considerano, non ci classificano né carne né pesce. Ci stanno facendo lavorare, non danno la possibilità ai comuni limitrofi di venire fuori, è come praticamente non può vivere un mercato. Tu sai benissimo la nostra realtà qual è, Mimmo, sai benissimo che noi abbiamo realtà di 300, mercati di 300-400 stalli, no? E se questi 300-400 stalli vivono solo degli abitanti del paese, non fanno niente, non lavorano molto, hanno bisogno che il paese limitrofe e viene nel paese dove si fa il mercato. E se tu vieti alle persone di spostarsi con zona arancione da paese a paese, praticamente condanni gli operatori sulle repubbliche. Non è che ti devi laureare alla Bocconi per sapere queste cose. Ecco perché noi pensiamo alla strategia dello sterminio degli operatori per la grande distribuzione. Non c'è la matematica 2 più 2 è 4, Mimmo. Federico, 2 più 2 è 4, ci vogliono fare fuori. A proposito di numeri, ma se questa situazione dovesse andare avanti per altri 2 anni, come dicono tutti i componenti del Comitato Centrale Tecnico Scientifico, che succede? Perché voi ve lo state ponendo il problema, perché noi ci pensiamo, noi lo diciamo almeno i nostri iscritti a Milano che non stanno lavorando, perché qua è zona rossa e non è bello. Zona rossa vuol dire che te ne stai a casa. C'è un'altra domanda, Federico, che mi puoi fare? No, va detta, perché anche questo, ragazzi, ce lo dobbiamo mettere in testa. Qua si rischia altri 2 anni questa situazione. E non è che si rischia, ce l'hanno detto chiaro e tondo, ce l'ha detto Bill Gates, ce l'ha detto il medico di emergency, come si chiama? Strada, ce lo dice Galli, ce lo dice tutti quei Kitemurt che stanno al comitato tecnico scientifico, di cui non ricordo il nome, però l'epiteto glielo dedico tutto. Noi abbiamo un luminare che attualmente è assessore al commercio, assessore alla sanità qui in Puglia, il dottor Lopalco, che praticamente in campagna elettorale fece un comizio con 20.000 persone, poi il giorno dopo che fu eletto disse: sono seriamente preoccupato. Non si poteva preoccupare il giorno prima? Cos'è il dottor Lopalco? È assessore a che cosa? Alle attività produttive, alla sanità, alla sanità qui in Puglia. Lui è l'immunologo che abbiamo in Puglia, che praticamente è preoccupato di tutto, di tutti, sempre dopo però. Ma Lopalco è assessore della regione o di qualche comune? La regione Puglia. Della regione Puglia. La regione Puglia, Mimmo. Mimmo. Lui è preoccupato sempre il giorno dopo, quindi in automatico alla fine... stiamo avvertendo anche il Covid esiste, indubbiamente abbiamo anche delle testimonianze abbastanza agghiaccianti, però ci stanno navigando sopra, sopra. Ovviamente stanno ponderando loro qual è la categoria da distruggere, perché non è vero che ci aiutano le categorie, non stanno aiutando nessuno. Gli operatori, anche perché la dice lunga il discorso dei ristori, no? Dei ristoranti, no? Prima magari li fanno fare degli investimenti per quanto riguarda, poi ma come si fa a fare un DPCM? Giovedì, venerdì e sabato e domenica zona rossa, lunedì e martedì gialli, quindi un ristoratore come fa
ad organizzarsi, di lavorare noi, poi giovedì, venerdì, sabato e domenica di zona rossa. Noi come facciamo con gli investimenti? Come facciamo a comprare la merce, perché poi dobbiamo fare un programma, perché non è che la merce la compri oggi, la vendi domani. Come facciamo ad assortirci? Enzo, stiamo in balia delle onde, ci stanno disanguando. E poi la cosa più grossa, la cosa più scandalosa, la cosa più grossa, il registratore telematico di legge hanno dato la proroga fino al 1 aprile con la lotteria dello scontrino. Questi non pensano. Enzo, quando è gente che non ha mai lavorato, accadono queste cose. Ok, ci dobbiamo salutare, caro Enzo, purtroppo, perché dobbiamo... questa è la conferma, Federico, che chi ci gestisce non sa che cos'è la piazza. Enzo, ferma, sei peggio di Savino stasera, fermati un attimo, anche perché abbiamo abbiamo la pubblicità, fermati. Pubblicità. D'accordo. Grazie Enzo. Ci aggiorniamo. Sì, ciao ragazzi. Ciao. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Zingaretti diceva: nessuna ipotesi di governo con i 5 Stelle. Colgo l'occasione per smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi PD 5 Stelle, come anche in queste ore si sta a volte teorizzando. Confermo che nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. Di fronte a una crisi di queste proporzioni la via maestra è quella di ridare la parola agli italiani e di avviarci verso elezioni anticipate. Non esiste alcuna ipotesi di governo con i 5 Stelle, né esiste, lo dico ufficialmente, o esistita in queste ore, in questi giorni, nessun tipo di incontro o anche confronto su un'ipotesi di questo tipo. Sono tutte ipotesi totalmente prive di fondamento. E Giuseppe Conte che diceva che io posso andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa, quando invece, come è ben chiaro a leggere, andrei in Parlamento per trasparenza nei confronti dei cittadini e rispetto delle istituzioni. Quindi è una cosa assolutamente fantasiosa che posso cercare in Parlamento maggioranze alternative. Come pure è assolutamente fantasiosa l'ipotesi che si viene ventilata che io voglia formare un partito. Signori, vi invito, ma invito anche voi giornalisti che ovviamente dovete riempire pagine, non facciamo i ragionamenti, attenzione, i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione, vogliamo altro. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ritorniamo, Spazio Più, professionisti imprenditori uniti dalla Puglia a Roma, sempre in prima linea sulla notizia, in questo caso nel cuore delle decisioni, e abbiamo un graditissimo amico, nonché combattente, amico dei professionisti imprenditori uniti per tantissime battaglie, davvero
un grande uomo, ed è un'emozione ogni volta averlo con noi, il senatore della Lega di Fiumicino, in quel di Roma, William De Vecchis, e ci spiega un po' quello che sta accadendo tra compravendita di bestiame, gente che passa da una parte, gente che passa dall'altra. Che succede, William? Sto Conte resta, se ne va, è l'inizio di un nuovo ventennio. Non lo so, buonasera innanzitutto a tutti quanti. Allora, mi sentite? Sì, sentiamo una signora che urla nel sottofondo, però... Sì, alla De Petris sta facendo la dichiarazione di voto per Leo, molto accurata per l'unità di questa maggioranza dopo la dichiarazione di voto della Bellanova che come tutti ci aspettavamo ha dichiarato il voto di astensione. Tanto rumore per nulla questa dichiarazione di voto di Italia Viva, già avevamo visto ieri il voto di astensione, quindi ora non lo so come finirà questa compravendita di voti politici, chiamiamola così, a breve lo sapremo, fra 20 minuti parlerà Matteo Salvini, l'ho qui vicino a noi, sta preparando l'intervento, un Conte molto spavaldo ho visto, sulla replica soprattutto, c'è tantissima gente, mai vista tanta gente in Senato, i senatori assembrati ancora parlano. Io ti faccio un pochino la cronistoria se ti fa piacere. Sì, assolutamente, noi vogliamo sì, vabbè, anche qualche dettaglio scabroso, perché vorremmo anche sapere se si sa qualcosa di Maurizio Lupi, che si dice che gli alieni l'abbiano rapito, non so se sapete qualcosa. No, vabbè, Lupi non è qui perché Lupi è alla Camera. Sì, lo sappiamo. No, io non so bene che cosa sta accadendo nella parte di centro. Diciamo l'UDC ha fatto un discorso, a mio avviso, di apertura futura, non oggi, ma di apertura futura. Poi non lo so se lo avete ascoltato. Noi siamo compatti, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia per ora sembrano compatti, ovviamente sulla Lega non ci sono dubbi, siamo belli agguerriti, seppur seri, non abbiamo fatto iniziative di protesta in aula perché il momento è drammatico, una crisi che questo paese, questa nazione non comprende, ma fondamentalmente nei modi non comprendiamo anche noi, perché non si capisce che crisi è, che poi non cade il Presidente del Consiglio. Qui c'è un applauso accorato da parte della maggioranza nei confronti della De Petris. Sono molto fomentati, scusate tutto questo termine, questi 5 Stelle che hanno accolto fra le loro fila la moglie di Mastella, quindi hanno ulteriormente rinnegato la loro storia, hanno rinnegato quello che era il loro patrimonio, diciamo così, tra virgolette, culturale. Onestà, va bene. E ora è Mastella. Ho messo l'accento alla francese su Mastella. Però oltre alle battute che vi permetterete in un momento drammatico, cioè veramente da piangere, perché io non ho capito quella che sia l'intenzione di Italia Viva, ma soprattutto non ho capito quale sarà l'intenzione futura di questa maggioranza, se oggi non raggiungerà la maggioranza assoluta. Come è sicuro che non la raggiunga, da quello che abbiamo capito? No, ma da quello che ho capito io stiamo tra i 153 voti al massimo 158. Ora la curiosità breve credo sarà sciolta, perché torno alle 22 sapremo il risultato. Ora sta parlando il PD, Marcucci, bellissimo il passaggio sull'allargamento alla maggioranza di Conte, nel quale dice che la maggioranza si deve allargare, c'è necessità di un allargamento, abbiamo due poltrone, anzi 3 poltrone, fantastico signori miei, fantastico. Intanto siamo però, mentre tornare alla Prima Repubblica, il partito della pagnotta e del mutuo sembra vincere, almeno per quello che sembra a noi poveri fuori dal palazzo, il paese affoga. Infatti io stavo ragionando prima anche con Alberto Pagliai e con altri esponenti della Lega. Ora, a parte quelle che sono le dinamiche parlamentari, io sai che sono di Fiumicino, l'hai detto nella mia presentazione, io ho la paura, ho questa necessità, ho una grande paura, e la voglio dire, la mia necessità di questa mia paura, che alla fine marzo solo nell'aeroporto di Fiumicino ci saranno 30.000 licenziamenti. 30.000 senza calcolare l'indotto, e questo lo moltiplichiamo in tutti quelli che sono gli aeroporti italiani, e se crolla il sistema del trasporto aereo, signori miei, crolla il sistema del turismo. Quindi io sono veramente preoccupato, perché
dai dati che ho io, che ho ricevuto in commissione lavoro, se ci sarà lo sblocco dei licenziamenti avremo 1.500.000 persone senza occupazione, quindi senza stipendio, quindi con una crisi isterica da parte di tutti, perché vedranno il loro futuro comunque sia sempre più nebuloso, e questo provocherà delle tensioni sociali che noi non ci possiamo permettere, e soprattutto noi della Lega non vogliamo. Ecco perché attendiamo con ansia l'intervento di Matteo Salvini, che oltre a fare le dovute critiche a una crisi veramente infantile darà quelle che sono le linee della Lega per la gestione di questa crisi e soprattutto per il futuro governo di centrodestra. Ecco, ma il presidente Conte ha la delega ai servizi. Possibile che i servizi segreti non l'abbiano avvertito, forse ignora lui qual è la situazione reale del paese? Non ha paura di che la gente lo venga a prendere nel palazzo? Perché penso che se si va di questo passo si moltiplicano i 30.000 in tutta Italia. Tra l'altro oggi è il giorno di Stellantis, noi francesi hanno acquistato la Fiat, perché di questo parliamo, e si rischiano anche centinaia di migliaia di posti di lavoro anche nel settore dell'industria dell'automobile. I stampa dei sindacati sono molto preoccupati, ma Gianmarco Centinaio lo ha avvisato Conte nel suo intervento. Non ha detto vi vengono a prendere, ci vengono a prendere, perché giustamente ha detto ci vengono a prendere perché siamo tutti parlamentari, siamo tutti seduti in questa aula importante, ma ci sarà un momento in cui la gente non farà più differenza fra maggioranza e opposizione, e quindi la preoccupazione di tensioni sociali deve essere palpabile a tutte le persone che hanno il diritto di voto in quest'Aula, perché ognuno si deve prendere la propria responsabilità. Noi, oltre a fare le dovute critiche a un governo ingessato, abbiamo dato delle proposte, abbiamo mandato dei segnali importanti, e anche nelle commissioni preposte sui ristori abbiamo presentato degli emendamenti. Anche oggi gli interventi, spero che abbiate sentito quello di Bagnai, è stato chiaro su quello che dovrebbe essere la manovra economica futura. Domani abbiamo William, riassumi brevemente l'intervento di Bagnai, perché non tutti l'hanno sentito, io per esempio non l'ho sentito. Abbiamo sentito quello di Monti noi, purtroppo. Monti è stato carinissimo, carinissimo, un ricatto, anzi io guardate, più di una volta ho interrotto Monti durante il suo intervento, perché a mio avviso non ha diritto a essere qui in aula, perché un personaggio che si fa nominare senatore a vita per prendere un incarico da Presidente del Consiglio e portare nel baratro, distruggere lo Stato sociale, non merita di essere qui presente, perché poi quando si è presentato alle elezioni non ha raggiunto neanche un magro 2%. Quindi una persona indegna di essere qui. William, abbiamo il dovere di ricordare a chi deve la nomina a senatore a vita, Monti. Il presidente Napolitano. Quello che doveva essere il presidente della Repubblica di tutti, invece il mio non l'è stato di sicuro. Io appena fatto quella porcata l'ho subito detta attraverso i canali di Radio Padania Libera, appunto, che lui non era il mio presidente e non poteva esserlo. Il palazzo oggi è ancora più ammuffito di quello che era le settimane scorse. Quello che voglio dire io semplicemente è che Bagnai ha fatto un intervento importantissimo. Noi siamo europei nel senso di popolazione europea, ma non europeisti figli delle banche. Certo. Che abbiamo delle necessità importanti. Faccio qua un consulto a mettere in sicurezza i conti degli italiani, il conto banca degli italiani, che non sia che non diventi il conto banca come posso dire, l'assicurazione per le dovute comunque sia ritenute da conto che vuole l'Unione Europea per darci il MES oppure il recovery plan. Questo è stato detto. Noi abbiamo delle idee belle, chiare da... Scusate, ho la mascherina, ho sottovoce, non so se mi sentite. No, ti sentiamo forte e chiaro, William. Noi vorremmo annullare quelli che sono gli effetti del fiscal compact, vorremmo ragionare una volta per tutte, quando avremo la forza, di togliere il pareggio di bilancio in Costituzione, che veramente ci rende schiavi di quella che è una Costituzione, a mio avviso, stroncata con questo articolo. Ma soprattutto vorremmo la flat tax, vorremmo andare incontro alle partite IVA, vorremmo andare incontro ai ristoratori, perché purtroppo anche ieri ho fatto una riunione con dei ristoratori del litorale romano. La gente, scusate il termine un po' arcaico, ma è alla canna del gas, qui rischiamo i suicidi, anzi già iniziano i suicidi.
Quindi veloci, noi abbiamo dato anche la garanzia che domani voteremo lo scostamento di bilancio perché andremo a finanziare il decreto di Stori 5. Però finita questa atto di solidarietà nei confronti degli italiani doveroso e dovuto, poi inizierà una battaglia per far cambiare rotta a questo governo che veramente sembra sempre più confuso e che sta portando alla deriva il popolo italiano. Ma William, a proposito di questo, ora che la maggioranza diventa comunque più esigua, da quello che ho capito, perché comunque Italia Viva si astiene, c'è la possibilità di tenere il governo sulle corde, o quantomeno di svegliare il palazzo, o comunque loro andranno avanti e nulla cambia? Allora, la mia opinione, da quello che sto capendo io, ma è una mia sensazione, quindi potrei essere smentito anche fra un minuto, è che loro vogliono passare questa fiducia di oggi, come si suol dire, passiamo la nottata, poi da domani ci mettiamo a ragionare. Su come allargare la maggioranza. Quindi comunque cambiare tutto per non cambiare niente. No, cambiare tutto per non cambiare niente, anzi per peggiorare la situazione, perché se raggiungeranno i 158 voti come loro auspicano, mancano 3 dei 4 senatori per avere la maggioranza assoluta, e quindi inizieranno dei ragionamenti, a mio avviso, anche su quelle che sono le future nomine delle aziende di Stato e dei ministeri presenti. Se sono sotto i 153 voti, Conte ha un problema. William, ora lo vedremo. Nel frattempo, mentre il paese affonda, il Presidente del Consiglio ha detto che lui vuole fare la legge elettorale nuova. Certo, un messaggio ai centristi. No, cioè non al paese, e vuole farla perché... Io oggi credo che alle persone che stanno perdendo il lavoro il proporzionale non interessa di tanto, tanto è vero che le forze di centro diciamo hanno apprezzato questo passaggio. Ma diciamolo, perché vogliono abolire la legge elettorale attuale? Perché farebbe vincere il centrodestra. Sì. Quindi il proporzionale puro per dare manforte alla loro coalizione e affossare quella del centrodestra. Ma diciamo che oggi, come oggi, l'unico modo per sopravvivere del centro-sinistra è mantenere il piedi Conte. Questo signore che è uscito dal nulla e oggi sembra il padrone d'Italia, veramente è una cosa allucinante. William, perdonami un attimo, ma qua appunto stiamo parlando di strategie, di programmi e cose varie. Tu prima hai detto appunto che e poi comunque di tante promesse che per esempio il governo sta facendo. Noi preso il Sud perché ha fatto mezz'ora di discorsi sul meridione. Io da quello che ho capito, la fortuna di avere origini meridionali ed avere un contatto forte col meridione, le cose al Sud non vanno male, vanno peggio di male, come al Nord Italia. Vanno disastrosamente, proprio della locomotiva, la Lombardia che è completamente bloccata. Qui lo dico e qua l'affermo, dove la gente è abituata a una certa produttività, lavora, a spostarsi, la Lombardia è Milano è completamente bloccata. Sì. Ma io vedo, guardate, sono qui proprio in aula, non vedo tanto astio nei confronti dei senatori dell'Italia Viva, cioè ci sono dei capannelli fra i senatori del Movimento 5 Stelle, perché è tutto legittimo, perché poi deve rimanere sempre un percorso civile fra le persone, però dialogano tranquillamente, cosa che non è successo quando è avvenuta la crisi di agosto del 2019, dove i nervi erano a fior di pelle, dove c'era uno scontro vero su una crisi vera. Questa mi sembra veramente una crisi infantile di isterismo fra due adolescenti che volevano dimostrare a chi ce l'ha più lungo. Perdonatemi, mi perdoneranno le signore in ascolto, ma a me sembra ciò. Possiamo dire anche a chi ce l'ha più duro, il discorso è un altro, proprio perché la situazione è proprio dura. Se noi prima di chiamare te abbiamo avuto due ospiti che chiamavano dalla Puglia, dove hanno parlato appunto dei ristori che erano stati promessi, ma che nessuno ha ancora visto niente. Cioè siamo ancora in questa situazione. Cioè tu prima dicevi che appunto nel 2019 c'è stata la crisi e c'erano stati scontri belli duri fra Lega di voi. 5 Stelle. Il problema appunto è quello che tu hai detto prima. Gli scontri ci saranno, sì, ma da parte della gente che ormai è incazzata persa e non sa più come fare a mettere assieme il pranzo con la cena. In effetti, questo che mi preoccupa. Tu hai 4 detto bene, milioni di persone verranno fanno fatica a mangiare in Italia. Istat sono i dati ufficiali, non i dati di RPL. Guarda, io ti faccio un esempio perché tu sai che sono molto attaccato al territorio. Noi siamo passati dalle 50 persone
Pronto? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Sì, dalle 50 persone che usufruivano dei benefit dei servizi sociali, a 500 persone sono sul territorio di vicino. Poi calcoliamo che non tutti hanno il coraggio di denunciare il proprio stato di indigenza alle autorità per una questione di orgoglio, di dignità. Quindi io ho paura che le persone sono di più di quelle censite dall'Istat o da altri organi. Sono molte di più, perché moltissime persone magari a pane d'acqua e pane duro però non escono da casa a denunciare il loro stato di necessità e mangiano il pane duro. Perché io ho incontrato delle persone che ultimamente, poi ovviamente le abbiamo aiutate, ve lo dico perché la cosa è triste, sia a pranzo che a cena, a tè con biscotti. Sì. E non è possibile con una nazione che si chiama Italia, la mia Italia, succeda questo. Nel frattempo a Milano, non so se a Roma è lo stesso, le file davanti a Pane Quotidiano, che è un'associazione che aiuta le persone a mettere qualcosa sotto i denti, aumentano. Abbiamo Viale Toscana a Milano, che è un vialone di circonvallazione molto lungo, dove c'è una fila chilometrica che addirittura gira intorno all'isolato, cioè cose che a Milano o in Viale Monza non abbiamo mai visto. Non so se a Roma ci sono le stesse scene, se qualcuno del governo le guarda queste scene, perché sono scene che fanno paura, sinceramente. Sto collaborando con varie associazioni, compresa la Caritas, vi assicuro che le file sono lunghe e spesso e volentieri persone insospettabili e persone che fino a poco tempo fa, prima di questa maledetta crisi, di questo maledetto virus, non avevano necessità, ma quando inizi a perdere il posto di lavoro, quando comunque sia sei un lavoratore fragile con uno stipendio dai 100, 700, massimo 800 euro, bastano 2 mesi di non pagamento e vai in affanno, magari hai anche un affitto da pagare e quindi vai in affanno in una maniera esagerata, quindi la preoccupazione è tanta. Io infatti ho apprezzato la posizione di Matteo Salvini, che consapevole della crisi ha detto siamo anche in grado di fare un governo di centrodestra prima di arrivare alle urne, perché a noi le urne farebbero comodo visto anche le percentuali che ha la Lega, però 4 mesi di stallo purtroppo, ahimè, non so se la nostra nazione è in grado di sopportarle. Infatti grande posizione di Matteo, ovviamente se non hanno una maggioranza, se non c'è un governo, andiamo subito al voto, ma andiamo subito, senza perdere tempo, altrimenti se non hanno i numeri proviamo a fare un governo di centrodestra, che vi devo dire, la situazione è drammatica. Come tutti i paesi normali. William, siccome pensiamo che molto a breve inizierà il capitano a parlare. Allora, sta parlando la Bernini, dopo la Bernini c'è Matteo, la Bernini è quasi finita, io vi ringrazio e vi saluto. Fermo un messaggino di speranza, qualcosa. Fermo là, William, invece ti prendi il compito di dare tu l'annuncio appunto di Matteo Salvini che interviene. Resta con noi, poi quando Matteo appunto incomincia lo dici tu, lo annunci tu, va bene? Faccio lo speaker, faccio l'annunciatore. Certo, ti devi guadagnare lo stipendio da senatore. Pure tu hai ragione. Che cavolo. Senti un po', ma per il tuo territorio, per Fiumicino, Montino, che cosa farà per le persone che vivono questa situazione molto disagiata? Il sindaco di Fiumicino sta tirando fuori qualcosa o no? Ma tu lo sai, io sono culturalmente onesto, credo che anche Montino sia vittima di un sistema fallimentare che parte dal governo Conte e arriva al governo Zingaretti. Il problema è che Zingaretti è assente sul territorio, assente al governo, un fallimento totale. No, William, scusa, qua ti interrompo, è impossibile. Io leggo il Messaggero, guardo la Rai e fanno vedere che il Lazio è il miglior sistema sanitario d'Italia e d'Europa. A quanto pare il Covid è sotto controllo, gli ospedali sono vuoti, è sempre giallo, quindi qua purtroppo ti devo dissentire, ne sono sicuro. Consiglio? non leggere il Messaggero. No, ci sembra impossibile sinceramente quello che viene trasmesso. Guarda, però a Roma il Messaggero proprio la querela è il Messaggero o il menzognero. Io infatti per me è sempre stato il menzognero, io lo leggo da quando avevo 15 anni, pensa un po'. Certo, ma sì, no, va letto perché comunque alcune informazioni sono sempre utili, però diciamo che da come la vedo io il sistema Lazio non è il sistema migliore che ci possa essere. Ovviamente non voglio speculare su una situazione di crisi, però va sempre detto che le politiche del centro-sinistra hanno portato sempre alla chiusura delle strutture ospedaliere,
hanno portato alla chiusura delle strutture di laboratorio. Quindi oggi noi nel Lazio non è che abbiamo le sale di terapia intensiva piene, è che non le abbiamo più, le abbiamo dimezzate, abbiamo il 50% di quella che era l'operatività delle sale, un taglio del 50% in confronto a quella che era il 2000. In 20 anni abbiamo perso il 50% delle sale intensive, quindi ad oggi non sono piene, è che non ne abbiamo più. Ah, quindi abbiamo risolto il problema eliminandolo. Io credo che Zingaretti... Ma oggi, guardate, io ho fatto un calcolo, perdonami se ti interrompo. Renzi chiede i 37 miliardi del MES. Io ho fatto i calcoli tra i tagli alla sanità di Monti, Letta, Renzi stesso e Gentiloni. Indovina quanto ammonta? 120 miliardi, quanto è? No, 37 miliardi precisi. Mazzarola, giusto, la pezza precisa che va sul buco. Giusto. Ecco perché lui chiede sempre il MES, perché ha la coscienza sporca, come si può dire a Roma. E chiede soldi a strozzo. Ma questo MES veramente diventerà veramente un problema per questa maggioranza, perché da quello che ha detto Renzi, lui che insisterà sul MES, il Movimento 5 Stelle, prima è intervenuto un senatore del quale non ricordo il nome, che rappresenta l'ala oltranzista del Movimento 5 Stelle, ha detto che loro per senso di responsabilità voteranno la fiducia, però rimarranno sempre gli oltranzisti del Movimento 5 Stelle, quindi no tappa, no vaccini e no MES. William, però spiegano ai profani, ma allora tutto sto casino che senso ha avuto? Perché Renzi si è autoeliminato dopo che è andato a chiedere consiglio a Verdini nel carcere di Rebibbia, che è il carcere di Roma? Qual è il senso di tutto questo? Sulla suicidare? No, io credo che lui abbia fatto una testa di vita anche per alcuni esponenti del PD, è andato avanti, poi è stato lasciato in corsa. Qualcuno voleva vendicarsi della stagione di rottamazione del PD e del fatto che comunque lui è sempre stato artefice di una scissione che ha spaccato in due il Partito Democratico, dando vita a Italia Viva. Quindi magari qualcuno si è voluto vendicare, non so, l'ha butto lì un Zingaretti, D'Alema, Bersani, non lo so. Però con le dichiarazioni sono stati più duri. Oggi Mirabella, scusate, del PD è stato molto duro nei confronti di Renzi. Da Mirabelli si può aspettare questo ed altro, perché è stato quello che appunto si è dato molto da fare per far morire gli ambulanti con la direttiva europea Bolkestein, sai? Mirabelli che era uno che andava in giro a consegnarle, a fare le fotocopie di Milano, questo ragazzo, sì, a vendere le copie dell'unità, poi è diventato senatore, insomma, e ogni 2x3 si inventa delle cose che sono della Milano rossa. Io ora non ti dico niente, fai scrivi su Google dei vecchi Mirabelli. Ormai sei stato troppo leggero, dovevi essere più incisivo. Ma un uccellino mi ha detto... Ma non è vero. Un uccellino mi ha detto che Conte ha fatto i conti per il Senato e ha detto che i numeri ce l'ha perché De Vecchis è sempre espulso. Sì. Infatti guarda, ti giuro su Dio, mi hanno mandato al terzo anello per evitare conflitti e perdersi il voto. Infatti io non sono in aula vicino, sono sopra Salvini perché lo vedo dall'alto, ma mi hanno mandato all'anello superiore per evitare che avessi contatti fisici con senatori della maggioranza, ma non fisici nel senso violento, fisici proprio di contatto di qualsiasi tipo. Azzarola, è scabrosa la situazione al Senato. E d'altronde William De Vecchis, senatore della Lega, che è stato appunto consigliere comunale di Fiumicino, è sempre stato uno molto battagliero, e questi hanno paura di chi è battagliero. Mi pare che forse ci devi fare qualche annuncio, sbaglio? No, ancora la Bernini sta facendo il suo intervento. Sì, infatti abbiamo visto apparire la Bernini, che è molto agitata oggi, nonostante tutti i lifting che ha fatto. Sembra incazzata persa, e ci fa piacere vedere in Forza Italia questa incazzatura, anche se non si spiegano alcune cose, alcune assenze, soprattutto ieri alla Camera, ma a quanto pare sta terminando, vedo che stanno applaudendo tutti. Sì. No, io vorrei fare un applauso alla Renata Polverini, che io ho votato presidente della Regione Lazio, e rinnego quel famoso voto non ricordo l'anno, però quando venne eletta presidente della Regione Lazio io l'ho votata, riprendo il voto, me lo riprendo. Sì. Rinnego quel voto. Ci ricordiamo benissimo, ci ricordiamo e come la battaglia campale. Bonino Polverini. Allora, senatore, noi ti ringraziamo della tua pregiatissima... È arrivato il tempo di
di Salvini. Del capitano. Quindi ora lasciamo la linea al capitano, sicuramente sarà un intervento che merita ascoltare, quindi invitiamo tutti gli amici su RPL a stare incollati con l'orecchio sull'altoparlante per ascoltare quello che dice Matteo Salvini e anche stare attaccati a Rosario, perché qua c'è da pregare, almeno per chi crede, perché le cose sembrano andare di male in peggio. Noi ci saremo sempre, voglio ringraziare il senatore De Vecchis che lotta sempre insieme a noi, anche nel palazzo, che sembra lontano, ma quando abbiamo persone come William, lontano non è, e qua lo dico con orgoglio, e noi siamo qua in quel di Milano a combattere e a disturbarvi le orecchie e la vostra vita tranquilla, per dirvi quello che nessuno vi vuole dire. No, devi venire a trovarci perché me l'hai promesso, ti devo portare a fare un giro per Milano. Queste zone gialle, rosse, verdi. E che te frega, tu sei senatore, tu ti puoi muovere quando vuoi. Ma che bello, poi c'è i ristoranti chiusi, non mi offrire il pranzo. Ti offro a casa, ti ospito a casa. Senatore, Mimmo è come Murdoch, quello di Rambo, che dice: Rambo, ti veniamo a prendere. Lui: no, Murdoch, sono io che vengo a prendere te. Va bene, ci siamo, Ok, ci siamo. Un abbraccione. Linea al Senato della Repubblica. Grazie William De Vecchis, grazie Federico, grazie Giulio Cesare, grazie a tutti. Ci troviamo martedì prossimo sempre su RPL, ore 19:30, Spazio Più. E concludo, Presidente, per quale motivo? Avete ascoltato Spazio Più. L'anno fiscale bianco. Non avete fatto il condono per chi non ce la fa, non avete dato veri risarcimenti, insomma non avete fatto niente di quello che doveva essere fatto in questo momento. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Sta terminando Anna Maria Bernini, tra pochissimo inizierà a parlare Matteo Salvini. Non crediamo nell'efficacia del suo governo, anzi crediamo che il suo governo sia molto supponente, perché a fronte dei problemi reali del Paese non sa fare altro che scuotere la testa. Non crediamo che la sua relazione, le sue dichiarazioni siano in grado di capire, ma soprattutto di rispondere ai bisogni. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Ha chiesto di intervenire senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie Presidente e grazie agli italiani che stanno seguendo questo dibattito che per certi versi è stato surreale, perché per qualcuno qua dentro il problema è perdere la poltrona, per gli italiani normali il problema fuori di qui è perdere il posto di lavoro. E quindi mi scuso a nome di qualche collega senatore che mi ha fatto vergognare di essere senatore. I dati dicono
anche oggi l'Avvocato Conte ha ribadito che sostanzialmente al governo migliore al mondo e chi dice il contrario mente. I dati, che non sono opinabili, purtroppo, e sottolineo purtroppo, dicono che siamo i primi al mondo fra i grandi paesi per morti di Covid e siamo gli ultimi al mondo per crescita economica. L'Avvocato Conte è intervenuto pochi minuti prima di me dicendo falso. Avvocato Conte, questa è la prima pagina del Wall Street Journal di oggi sui primi 12 paesi al mondo. L'unico che cresce è la Repubblica Cinese, a lei tanto cara e a noi un po' meno, e l'Italia è 12ª su 12 paesi al mondo per crescita economica. Evidentemente le magie del suo prode casalino arrivano ovunque, ma non ancora nella redazione del Wall Street Journal. Questa è la verità. Ora, io ricordo a me e a chi ci segue che stiamo discutendo di una crisi che è tutta in casa vostra, perché voi 1 anno e mezzo fa faceste nascere il governo dell'Europa, dell'ambiente, della green economy, dei giovani, dell'amicizia, della fratellanza, con l'unico collante di non mandare il paese alle elezioni perché altrimenti avrebbe rischiato di vincere il centrodestra, va che roba strana sta democrazia. Dopo 1 anno e mezzo siamo punto e a capo, state litigando fra di noi. Apro una parentesi, state litigando fra di voi anche sull'utilizzo dei fondi europei, che è giusto ricordare che sono per 2/3 dei prestiti che dovranno essere restituiti dai nostri figli entro il 2056. Non è cosa vostra, è cosa di tutti. E non è una gentile concessione se ogni tanto spiegate agli imprenditori e ai sindacati che intenzione avreste su questi soldi, visto che sono soldi di tutti gli italiani. Quindi ci fosse un governo che ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore della crescita economica, noi da fuori diciamo: beh, smettetela di litigare, però siccome state facendo cose buone andate avanti. Siamo gli ultimi. Mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto non è un diritto, ma è un dovere di ogni cittadino italiano. Poi, notazione semantica: quelli che cambiavano casacca fino a poco tempo fa erano dei volgari poltronari. Qualcuno prima di noi è anche andato a processo per una presunta compravendita di deputati e di senatori. Io ricordo a chi si sta sforzando di inventare dei neologismi che non state cercando costruttori volenterosi o responsabili, state cercando dei complici da pagare per non mollare la poltrona. Questo è quello che sta accadendo. Se state facendo tutto bene, o se, come dice l'Avvocato Conte, farete tutto bene perché sembra che sia arrivato ieri mattina al governo, che problema c'è a chiedere il giudizio agli italiani su quello che state facendo? State dando rimborsi, avete trasformato le scuole italiane nel tempio della modernità e della sicurezza. E a me non risulta che sia così, perché al di là dei 461 milioni sbattuti via per i banchi con le rotelle, state giocando sulla vita di studenti e insegnanti che vanno a scuola rischiando di loro perché non avete fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico e sistemare l'aerazione delle classi. Abbiamo 2 idee diverse. In Democrazia Viva, premessa, il sovranismo. C'è da mesi questo pericoloso nemico che aleggia sull'Italia, sul Parlamento, il sovranismo. Quando succede qualcosa è colpa dei sovranisti. Se ti fregano la bicicletta è stato un sovranista, molto probabilmente. Ora, intendiamoci sul senso delle parole. L'Italia è uno dei padri fondatori dell'Europa, per fortuna. Domanda: ma un governo che mette a rischio la salute dei suoi cittadini perché mancano i vaccini che ha delegato all'Europa, mentre altri paesi hanno i loro vaccini o se li procurano per conto loro, è un governo europeista o è un governo di incapaci?
Un governo che senza muovere un dito permette che la Fiat diventi francese, con dei prevedibili licenziamenti dei nostri operai, senza muovere un dito. È un governo europeista o è un governo di fessi? Secondo me è più la seconda della prima. E poi lezioni di diritti umani da chi strizza l'occhio all'Iran, al Venezuela e a chi mette sullo stesso piano gli Stati Uniti e la Cina, noi proprio non ne prendiamo. Noi proprio non ne prendiamo. Abbiamo due idee diverse. A me piace l'Europa dei De Gasperi, dei padri fondatori, del benessere, della crescita immaginata da Papa Wojtyla. Non mi piace l'Europa dei burocrati, della finanza, dell'austerità e del taglio delle pensioni. Io da cittadino italiano pretendo di contare in Europa. Cos'è? Un reato? Sulle tasse io credo che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non sia l'obbligo della moneta elettronica o la persecuzione fiscale o l'agenzia delle entrate, sia abbassare le tasse con la flat tax, pagare meno per pagare tutti. Pace fiscale. Se l'Europa imporrà, come scrive nel regolamento per l'utilizzo dei fondi europei, nuovi sacrifici e nuova austerità, la patrimoniale sulle case e sui conti correnti e il taglio delle pensioni, e se voi direte sì, non sarete europeisti, sarete attentatori nei confronti dei lavoratori e dei pensionati italiani. La ricchezza per essere redistribuita deve essere prodotta e la proprietà privata, per quello che mi riguarda, è un principio sacrosanto. Se bloccate gli sfratti ed evitate che coloro che hanno un appartamento in affitto incassino quello che è loro dovuto, almeno non fategli pagare le tasse, perché state rovinando milioni di risparmiatori italiani che hanno quello come unico reddito. Voi glielo mettete fuori uso e glielo tassate pure. Questo non è europeismo. La senatrice che prima parlava di diritti e di giustizia sociale sappia che col blocco degli sfratti non aiuta i poveretti, ma aiuta i furbetti e mette sul lastrico milioni di risparmiatori italiani. Questa è discriminazione, questo è esproprio proletario, non è proprio di uno Stato di diritto. Io ritengo che l'avvocato Conte abbia fatto bene a combattere per arrivare a quota 100 e a opzione donna. Io ritengo che sarebbe una follia azzerare quota 100 e opzione donna e aumentare l'età per andare in pensione in Italia in un momento di crisi economica come questa. Se ce lo chiede l'Europa, se c'è di mezzo la salute delle nostre donne e dei nostri lavoratori, è diritto nostro dire no grazie. Sul lavoro e sulle pensioni degli italiani non si scherza. Sulle banche abbiamo un'idea diversa. È chiaro che ce l'abbiamo diversa, avvocato Conte, perché qualche parlamentare del PD si dimette per andare a fare il presidente di qualche grande banca. Noi preferiamo le banche del territorio che prestano i soldi a chi ne ha bisogno, non che danno i soldi alle multinazionali che poi portano all'estero la loro sede fiscale. E spero che non riesca il suo governo, che spero con stasera abbia fine, a fare quello che non hanno fatto 2 guerre mondiali, ovverosia a svendere un patrimonio dei toscani e degli italiani che si chiama Monte dei Paschi di Siena, che non è proprietà di un partito ma è patrimonio di un paese. Sul commercio abbiamo 2 idee diverse. Noi, come Lega e come centrodestra, preferiamo i negozi e il Made in Italy. Qualcuno vicino a lei preferisce le multinazionali del click alla Amazon che vendono e sfruttano in Italia e poi vanno a pagare le tasse altrove e non sono il futuro del nostro Paese. Sull'agricoltura
la grande assente di questo dibattito, lei non ha dedicato manco una parola. C'è chi dice sì all'Europa che ci propone il cibo sintetico prodotto in laboratorio, magari a Wuhan. Noi preferiamo il cibo naturale, la dieta mediterranea con cui sono cresciuti i nostri figli. Sono punti di vista diversi. Sull'ambiente non basta dire green. Lo dico perché c'è un ministro ambientalista a parole ma distruttivo nei fatti. Ovunque nel mondo i rifiuti diventano energia, calore e ricchezza. Grazie ai suoi no, in Italia andiamo avanti a discariche e a roghi tossici e questo non è sano per nessuno. Questo non è ambientalismo, questo è aiutare coloro che Borsellino combatteva. Sulla TAV, noi siamo a favore di un'Italia che cresce, che opera, che scava, che viaggia. Oggi a Bruxelles il centrodestra e il PD hanno votato a favore della TAV, i 5 Stelle hanno votato contro la TAV. Ragazzi, mettetevi d'accordo, io voglio un'Italia che viaggia veloce e sicura, non voglio un'Italia ostaggio dei no. E noi per i no, lo ricordo al collega Renzi, non abbiamo mollato 2 poltrone, ma ne abbiamo mollate 7 senza rimpianti. Senza rimpianti. Ci sono tanti altri dossier. Noi vogliamo che una potenza industriale come l'Italia abbia ancora l'acciaio e difenda l'Ilva e gli operai dell'Ilva, utilizzando quell'acciaio per produrre, dopo anni di chiacchiere, quel ponte sullo stretto di Messina che può collegare la Sicilia, la Calabria al resto d'Europa. Voi preferite lasciare Taranto senza bonifiche e senza lavoro. Mi spiace, ma non finirà così. Ce ne sono tanti di dossier, Avvocato Conte, su cui lei ha deciso di non decidere. Autostrade. Noi siamo per fare le opere ferme, penso alla Gronda di Genova. Voi autostrade avete fatto guadagnare una sola famiglia che si chiama Benetton. Quindi non veniteci a parlare di solidarietà. Vedo tanto nervosismo. Qua c'è gente che era convinta di portare a casa la poltrona, adesso siete un po' meno convinti di portare a casa la poltrona. Forse... Però mi avvio a chiudere. Io ricordo l'Avvocato Conte che ci aiutava ad avere un'immigrazione legale, controllata e avere integrazione vera. Non mi piace questa seconda versione che apre i porti, fa regali agli scafisti e che, secondo quanto abbiamo letto sui giornali, l'integrazione la apre i calciatori di Serie A che non parlano l'italiano. Non è esattamente l'integrazione a cui pensiamo noi. Una riflessione è un'altra differenza che abbiamo, ma è bello così in democrazia. Sulla famiglia, noi pensiamo che non sia una scelta politica. Pensiamo che la mamma si chiami mamma e il papà si chiami papà. Noi siamo per la difesa della vita sempre e comunque. E per noi l'Italia del futuro, l'Italia del futuro. Concluda per cortesia. Il nostro modello sono i centri di aiuto alla vita, non le pillole abortive regalate per strada a chiunque. Abbiamo un'idea diversa di futuro. Quindi, Presidente, però a volte non mi sento se... Non sento neppure io. Un attimo, capisco che siamo da 11 ore in aula.
Vi pregherei di avere ancora pazienza. Terminiamo questo dibattito. Prego, si avvia alla conclusione, senatore Salvini. Grazie. E a proposito di famiglia, visto che il dibattito è attuale, l'Italia che noi abbiamo in testa ha come modello San Patrignano e la comunità Nuovi Orizzonti e non le droghe libere agli angoli delle scuole dei nostri figli. Questo deve essere chiaro. Questa è l'idea d'Italia, di Europa che abbiamo. Lei, avvocato Conte, ci chiede la fiducia. Noi la fiducia non la diamo a lei, ma la diamo ai cittadini italiani. Noi speriamo che lei liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo con tutti i mezzi necessari. E ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia. Ricordo... Per cortesia, concluda. Daremo lo stesso tempo anche al senatore Licheri. Prego. Ricordo... Da oggi io l'ho segnato, hanno raddoppiato i tempi tutti. Quindi, no, scusate, siamo in un dibattito molto importante. Io non ho l'abitudine di togliere la parola a nessuno e non l'ho fatto con nessuno da 10 ore a questa parte. Quindi smettetela di protestare. Facciamo finire, adesso si conclude. Prego, concluda. Democratici a parole, censori nei fatti. Stavo semplicemente ricordando ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia insieme ai colleghi dei 5 Stelle e all'avvocato Conte cosa diceva il leader dei 5 Stelle poco tempo fa dei senatori a vita. I senatori a vita non muoiono mai, o almeno muoiono un po' troppo tardi. Che coraggio che avete, ragazzi senatori a vita, e che coraggio! Che coraggio! Che coraggio! Che volgarità e che Senatore coraggio! Salvini, non mi sembra appropriata questa sua considerazione. Parole e No, non musica mi di sembra. Beppe Grillo. Non mi sembra. Lo sto dicendo. Concluda perché diversamente devo toglierle la parola. Faccio concludere sempre tutti. Concluda. Mi è sembrato veramente irrispettoso nei confronti dei senatori a vita. Questa sua considerazione. Prego, concluda. Presidente. Se non la smettete, Presidente. io Presidente. interrompo l'aula, non posso. State tranquilli. Presidente. Sedetevi e state tranquilli. Dispongo io i tempi. Prego. Presidente, Prego. sono d'accordo con lei. Termini perché ha veramente sforato molto. Presidente, sono d'accordo con lei che le parole dette sono disgustose e quindi il senatore dei 5 Stelle che interverrà dopo di me chiederà scusa a nome di Grillo e del Movimento 5 Stelle per queste parole. Ne sono sicuro. Una cosa ho apprezzato dell'intervento dell'avvocato Conte e chiudo. Prego, per cortesia devo toglierle la parola. Non sono abituata, devo toglierle la parola. Lei sta parlando da 15 minuti. Sono 15 minuti. Non è il solo, devo elencare tutti quelli che questa mattina hanno raddoppiato i tempi perché l'ho scritto in maniera rigorosa.
proprio pensando che ci sono sempre delle proteste che sono dispari a seconda da chi sfora il tempo. Questo non mi piace, non mi piace. Prego, concludiamo. Volevo chiudere con un complimento all'avvocato Conte. Volevo dire che l'unico passaggio che mi è piaciuto nell'intervento dell'avvocato Conte è quello che ha ricordato un grande italiano come Paolo Borsellino. E io aggiungo una riflessione a quella dell'avvocato Conte. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Noi stiamo con l'Italia, per cui la libertà è sacra e non è in vendita. Viva l'Italia che non ha paura. Grazie e andate a casa che è ora.